San Giovanni Suergiu per prendere parte al convegno che è stato organizzato dall'associazione Agrius dei Spainas sul progetto metanodotto Ganzi, quindi per capire quale impatto questo progetto avrà sul territorio, come viene percepito dalle popolazioni, se come un'opportunità oppure uno scippo del territorio, così come riporta il titolo di questo convegno. Quindi presentiamo e salutiamo subito gli ospiti che gentilmente hanno accettato il nostro invito. Alla mia destra abbiamo i rappresentanti di Ganzi, Sara Milanesi, e gli ingegneri Antonio Tamburiello e Natalino Martini. Poi abbiamo gli assessori provinciali Guido Vacca alla pianificazione territoriale, Alberto Pivi al lavoro, Carla Ciciloni che attendiamo dovrebbe essere qua a momenti assessore provinciale all'ambiente, il consigliere regionale sindaco di Colonesa Pietro Cocco, i sindacati Roberto Puntu della CGL, Antonello Saba della CISL e Daniela Piras della WIL, dovrebbe arrivare a momenti, e poi abbiamo il rappresentante del Movimento Artigiani Commercianti Liberi Ivan Garau, il sindaco alla mia sinistra del comune di Ciospita di San Giovanni Suergiu, il sindaco di Sant'Antioco, attendiamo anche quello di Trattanis. Adesso lascio la parola. Ecco sì, è arrivato, buonasera, è arrivato Vincenzo Tiana di Lega Ambiente, prego. Bene, adesso lascio la parola a Cristian Cardeo, che è presidente dell'associazione Agrius dei Spainas, che ha organizzato un convegno e quindi ci spiega il perché di questa iniziativa. Prego. Sì, buonasera a tutti, velocissimo, solo per innanzitutto ringraziarvi per aver accettato il nostro invito, ringraziare tutti i nostri ospiti ugualmente per aver accolto il nostro invito. Noi abbiamo voluto organizzare questo incontro perché riteniamo che sia giusto che se ne parli, sia giusto che la gente sappia quali sono gli interventi che vengono fatti sul territorio. Non abbiamo nessun tipo di preclusione nei confronti del progetto, vogliamo semplicemente farci un'idea e fare in modo che il paese di San Giovanni Suergiu e tutto il territorio, ci sono rappresentanti di tutto il territorio, si facciano un'idea di quello che sarà il progetto e di quali saranno i vantaggi e gli svantaggi per il territorio, niente di più. Quindi insomma speriamo che sia utile per questo motivo. Grazie. Va bene, grazie. Adesso diamo la parola al sindaco di San Giovanni Suergiu, Federico Palmas e per i Santi. Prego. Vorrei salutare a tutti brevemente, ricordo come già stato detto da Cristian prima che questo è un convegno conoscitivo per far conoscere agli abitanti di San Giovanni Suergiu che cos'è il gasdotto. Non vogliamo erigerci a poter con questo convegno dire che siamo favorevoli al gasdotto. Oggi si deve capire che cos'è il Ganzi, quali sono i suoi vantaggi e eventualmente quali sono i suoi svantaggi. Chiedo a tutti cortesemente, perché io sono nel percorso ganante di questa serata, di esprimere le proprie opinioni in modo corretto e sempre educato, pur essendoci sicuramente delle opinioni diverse. Ringrazio a tutti e la presenza. Bene, allora a questo punto, prima di domande, discussioni, dibattiti, direi di dare la parola ai rappresentanti di Ganzi. Prima alla responsabile della comunicazione Sara Milanesi per un'esposizione del progetto, poi stabilirà lei insomma ad entrare magari nel particolare del progetto e quindi dare la parola ai ingegneri. Prego. Grazie, io sono Sara Milanesi, ringrazio l'amministrazione comunale per averci invitato a questo convegno e dibattito che ci dà l'opportunità di spiegare nuovamente quali sono le caratteristiche di questo progetto importante che arriverà in Sardegna e lo consideriamo un progetto fondamentale che porterà all'organizzazione di quest'isola. Io sono appunto la responsabile della comunicazione, faccio magari brevemente presentare direttamente i miei colleghi. Io farò poi una panoramica e introduzione generale degli aspetti del progetto che sono gli azionisti, che cosa prevede, poi invece per le parti più specifiche e tecniche lascerò la parola ai miei colleghi. Sì, sono Natalino Martini,
saranno delle richieste specifiche dalla solo disponibile da poter rispondere. Quindi che cos'è il GALSI? La società GALSI SpA è nata nel 2003 per progettare, occuparsi dello studio di fattibilità e poi della progettazione ingegneristica e speriamo poi della costruzione di un nuovo gasdotto di importazione di gas naturale che dalle coste nord dell'Algeria, attraversando un primo tratto sottomarino, dovrebbe arrivare in Sardegna, nella località appunto di Porto Palmas, poi proseguire con un tracciato di circa 280 km attraversando la Sardegna da sud a nord e arrivando ad Olbia, nella prova individuata attualmente sulla spiaggia delle Saline, da cui partirà un secondo percorso sottomarino e da Olbia raggiungerà Piombino. Gli azionisti della società GALSI SpA sono la società algerina Sonatrach, che poi è la società che possiede e vende il gas naturale. Il primo operatore italiano, il primo azionista italiano è la società Edison, che detiene circa il 20% della quota azionaria, l'Enel, che è un altro importante operatore attivo nel settore dell'energia elettrica e del gas in Italia, il gruppo ERA, che è una società dell'Emilia Romagna, una utility attiva nell'Emilia Romagna, e la SFIRS, la società della regione Sardegna, che detiene una quota di circa l'11% della società. La società è nata nel 2003, dal 2003 al 2006 ha sviluppato lo studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità è uno studio tecnico che va a verificare se ci sono tutti gli aspetti per poter realizzare tecnicamente questo gasdotto. Questo gasdotto è un'opera molto sfidante dal punto di vista ingegneristico e tecnologico, perché nel suo tratto sottomarino tra l'Algeria e la Sardegna toccherà la profondità sotto il livello del mare quasi tranquillamente, sarà il gasdotto più profondo al mondo mai realizzato. Quindi da un punto di vista tecnico il progetto è sfidante. Tra l'altro il gasdotto è uno dei gasdotti anche sulla parte di terraferma che interessa la Sardegna, forse il più lungo mai costruito, tutto in una volta. Normalmente le costruzioni dei gasdotti fatte da Snam e Gas fanno percorsi fino a un massimo di 100 km, quindi è un progetto molto impegnativo. Ci sono quindi molti 3 anni di studio sia a mare che a terra per verificare che questo progetto fosse fattibile. E alla fine del 2006, nel dicembre del 2006, lo studio di fattibilità si è concluso positivamente e nel 2007 la società è partita con le attività di ingegneria. Le attività di ingegneria sono sia a terra che a mare, sono servite per raccogliere tutta una serie di dati ingegneristici e tecnici per poter progettare l'infrastruttura. Quindi sono state fatte campagne marine a mare, impiegando i mezzi delle navi con tecnologie molto sofisticate per fare indagini dei fondali geomorfologiche e geotecniche, e parallelamente sono stati condotti anche delle analisi per quanto riguarda il tracciato a terra per individuare il tracciato migliore. Quindi il 2007 parte del 2008 è stato dedicato a questa attività. Nel 2008 poi, nel luglio del 2008 è cominciato il vero procedimento autorizzativo presso i ministeri, perché un gasdotto possa essere costruito occorre avere delle autorizzazioni da 3 ministeri in particolare: il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e il Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi nel luglio del 2008 GALSI ha presentato ai ministeri competenti, a tutti i comuni in Sardegna e a tutti gli enti che sono coinvolti nella passaggio del gasdotto, la documentazione tecnica relativa all'ingegneria e poi allo studio di impatto ambientale, che è uno studio che analizza la compatibilità ambientale del gasdotto di infrastruttura nel territorio in cui è inserito. Questo ha dato via alla procedura. Per illustrarvi come è proceduta la procedura e a che punto siamo, magari lascerei di parlare dell'ingegnere Martini, che segue proprio questa parte, così parliamo un po'. Sì, se appunto potevo fare il punto sulle ultime fasi in cui si trova questo progetto. Sì. Allora, il progetto ovviamente è stato sottoposto a una procedura nazionale a cui le 2 regioni interessate
sono state recepite le prime osservazioni di carattere ambientale che sono giunte o al Ministero o a noi, e comunque poi al Ministero. A tutte queste osservazioni era d'obbligo, ma comunque è stato fatto, perché noi facciamo sempre così, è stata fatta una valutazione e sono state date quelle che si chiamano controdeduzioni, e quindi le valutazioni, se fosse o meno possibile assecondare queste osservazioni. Il processo ambientale è stato significativamente lungo, perché dal 2008, poi una seconda pubblicazione nel 2009 e il decreto ambientale affinché congiunti dei due ministeri, ambiente e beni culturali, alla data del febbraio di quest'anno. Ultimata la parte ambientale, si è iniziato a lavorare noi, perché ovviamente il Ministero dell'Ambiente con il suo decreto ha dato il benestare ambientale, ponendo però, diciamo, come condizione un numero notevole di prescrizioni, circa una settantina di vario tipo, fase di progetto, fase di realizzazione, post-realizzazione, eccetera. Ora, una parte di queste sono state assunte già nel progetto definitivo che è stato pubblicato il 25 di luglio e diciamo assieme al progetto sui siti informatici, perché oggi la procedura è questa, non è possibile averne un'altra, sui siti informatici, sugli applicatori informatici di ogni comune sono stati pubblicati l'avviso generale, le particelle di terreno interessate e accessibile sul sito informatico di ogni comune i nominativi dei vari proprietari di queste particelle. Ovviamente la pubblicazione sui giornali come diritto, 20 giorni di 25 di pubblicazione, 30 giorni per l'osservazione, che sono scadute il 12 o 13 di settembre. Quindi diciamo che noi abbiamo ricevuto qualche osservazione di modesta entità per quanto riguarda le singole proprietà, qualche diciamo precisazione che magari il capofamiglia era morto, adesso i proprietari sono diventati figli, eccetera, eccetera, però diciamo che questo no. Assieme a questa procedura che riguarda, diciamo, i privati, la pubblicazione è servita anche, e la trasmissione della relativa documentazione, affinché tutti gli enti interessati e le amministrazioni interessate avessero gli elementi definitivi di progetto, in modo che potessero dare al Ministero dello Sviluppo Economico, perché il Ministero dello Sviluppo Economico è il titolare di questa procedura, dovrà lui dare l'autorizzazione unica, in modo che ogni ente o ogni amministrazione potesse far pervenire le eventuali osservazioni, pareri, in particolare pareri, in modo che il Ministero dello Sviluppo Economico abbia la sensibilità di quando sia il momento maturo per convocare la conferenza di servizi, che è quella che determinerà a opinione, a giudizio prevalente se l'opera sarà o meno approvata. In questa conferenza di servizi, risolto il problema delle servitù, acquisiti i pareri da parte di enti e amministrazioni, il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite il responsabile procedimento, la dottoressa Cecere, farà la proposta alle due regioni di esprimere la loro intesa sul progetto. Le regioni ovviamente possono in quella sede dire quello che hanno intenzione di dire, riservandosi, per questo avviene normalmente, il tempo necessario per formalizzare con delibera di giunta questa intesa. Ovviamente possono esprimere già i concetti fondamentali, le condizioni, eccetera, eccetera, già in quella sede, oppure si riserveranno di farlo in un successivo tempo. Il decreto finale uscirà solamente quando le due regioni interessate esprimeranno poi l'intesa per questo. Quindi è un'intesa che si usa dire di carattere forte,
cioè senza l'intesa del Ministero delle Regioni, il Ministero non può emettere questo decreto. Direi, fatta questa fotografia, quindi diciamo questa conferenza di servizi potrebbe essere convocata, quindi la data precisa non si sa ancora, in modo che sia celebrata entro novembre, orientativamente. Diciamo che per il decreto bisogna poi aspettare qualche mese, perché poi c'è tutto il giro dei verbali, l'approvazione dei verbali e soprattutto, come dicevo, l'acquisizione dell'intesa. Diciamo primavera, l'intesa e il decreto. No, così a naso, insomma, orientativamente tanto per dare un'idea. Speriamo che sia l'inizio della primavera. Non è finita però, perché prima di poter dare il primo colpo di piccone, la prima cucchiaiata di ruspa, la prima bellata, bisogna sviluppare il progetto esecutivo. Il progetto esecutivo deve integrare tutte le prescrizioni fatte dai vari ministeri e questo progetto verrà sottoposto a una verifica di congruità da parte del Ministro dell'Ambiente e comunque diciamo di chi ha espresso quella prescrizione. Quindi questo è il meccanismo, quindi purtroppo questa fase, cioè di acquisizione a livello di progetto esecutivo di tutte queste prescrizioni, non sarà una cosa brevissima, perché sono delle cose molto impegnative che sono state richieste, ci vorrà del tempo, non lo so quantificare oggi, andiamo avanti diciamo trimestre per trimestre e diciamo una volta fatta questa fase, ripeto, ritorno al Ministero dell'Ambiente per diciamo questa verifica di ottemperanza, si chiama correttamente, in maniera precisa. Quindi solo allora si potrà iniziare. Fatto salvo poi ci sono alcune cose particolari, tipo le ferrovie hanno bisogno del loro puntuato particolare, le strade ANAS pure, i geni civili pure, eccetera, eccetera. Tutte queste cose verranno richieste man mano che viene prodotto il progetto esecutivo, in modo che tutti questi enti avranno a loro disposizione il progetto esecutivo e potranno esprimere su nostra istanza il nulla osta che però è già stato parzialmente anticipato da alcuni già fatti, da altri prima della conferenza di servizi, con un parere preliminare positivo. Io mi fermo perché non voglio complicare di più la previsione di quello che si chiama permitting, di tutti i permessi necessari, però penso di avervi dato un colpo d'occhio sufficiente per capire la complessità del procedimento. Grazie ingegnere Martini, non so se vuole intervenire anche l'ingegnere Tamburello per come preferite. Prego. Cosa succede se ne va su questo? Sì, prego. Sì, forse l'ingegnere Tamburello può rispondere alle domande specifiche, esatto, perché si occupa dell'ingegneria, del progetto, quindi può dare delle informazioni relative al territorio, al progetto in generale, ma sono domande più specifiche, se no entriamo in questi Va bene, allora darei la parola al rappresentante di Lega Ambiente, Vincenzo Tiana. Ecco, capire qual è la posizione dell'associazione, anzi diciamo che partirei proprio con la domanda: il progetto convince Lega Ambiente e perché? Ma intanto grazie all'amministrazione di San Giovanni su Reggio per il risposto per smantellare. No, grazie. No, io credo che se siamo a San Giovanni su Reggio, sono cittadini del territorio, credo che Gas debba spiegare, cioè fare una zoomata, ecco, cosa succede qui, cioè quando questo tubo parte dall'Algeria, passa sotto il mare, poi arriva in Sardegna, dove arriva, come arriva, e così la gente, credo che questo sia importante da sapere, perché mi pare che è stato spostato dalla prima ipotesi, c'è stato qualche assestamento della zona di arrivo, e quindi capire siamo in una zona appunto, c'è tutto il sistema delle saline, della laguna, e allora è importante capire esattamente, cioè non solo dove arriva ma anche come arriva e come attraversa questo territorio
per proseguire nel resto degli altri 270 km fino ad arrivare ad Olbia. Io spero che di queste riunioni se ne facciano più spesso. Credo che in linea generale più c'è informazione e più c'è partecipazione. Visto che questo metanodotto attraversa, mi pare, 44 comuni in Sardegna, da San Giovanni Sueggio ad Olbia, ecco, forse c'è bisogno. Per quello che dico, come associazione noi ce ne siamo già occupati già da 3 anni, abbiamo scritto le nostre osservazioni per un paio d'anni. Allora, in linea generale la nostra posizione è, come associazione ambientalista, è favorevole al metanodotto, fa parte di quelle opzioni strategiche della regione Sardegna di cui ormai parliamo da anni. Cioè, dobbiamo uscire da un certo modo di produrre energia, e dopo quello che sta succedendo in questo periodo, dopo il referendum a cui abbiamo partecipato, tutti, direi che è ancora più urgente fare quest'opera come transizione, cioè il metanodotto, l'arrivo del gas, come transizione verso una produzione di energia dalle rinnovabili, quello che dice l'Unione Europea 2020 al 2020. Parlandone da un convegno all'altro ci stiamo anche avvicinando al 2020, non ci vuole tantissimo. Questo in linea generale. Poi per quello che ci riguarda, diciamo che siccome però è un'opera che attraversa tutta la Sardegna, è necessario da un punto di vista ambientale, abbiamo chiesto nelle nostre osservazioni tutta una serie di compensazioni ambientali, insisteremo perché siano almeno rispettate, perché a cominciare dall'attenzione a questa zona, cioè stiamo parlando delle saline, stiamo parlando dell'attraversamento delle saline, dell'arrivo in una zona appunto che è una zona di grande pregio ambientale, e quindi deve essere fatto tutto lo sforzo per compensare, non solo per minimizzare i problemi ambientali, ma per compensare perché il metano porti un valore aggiunto, sia perché porta il gas ma anche perché migliora l'ambiente. Quindi tutte le opere di miglioramento ambientale che le amministrazioni comunali qui si sono interessate, c'è San Giovanni Sueggio, c'è Bornesa, c'è Sant'Antio, Battaglione, insomma credo che tutto il sistema territoriale possa presentare queste richieste di compensazione. Però per poter valutare meglio credo che sia importante se l'ingegnere ci illustra meglio come e dove arriva. Sarà semplicemente posato sul fondo del mare senza alcuno scavo di trincea né interramento, per cui il tubo sarà appoggiato e diciamo in alcuni punti verranno messi degli accorgimenti per tenerlo mobilizzato sul fondo del mare. Da 10 metri di profondità, come da prescrizioni del Ministero dell'Ambiente, perché inizialmente prevedevamo di interrarlo anche da profondità più elevate, mentre da prescrizioni dateci dal Ministero dell'Ambiente l'interramento comincia da 10 metri di profondità. Da 10 metri di profondità fino all'arrivo del golfo di Palmas, in questo caso l'approdo è a Porto Palmas all'interno dello stabilimento delle saline. Quindi questa parte di tubo verrà interrata anche in questo caso adottando delle tecnologie particolari che Gazza aveva già studiato, ma che comunque sono state prescritte dal Ministero dell'Ambiente, adottando delle macchine speciali che si chiamano macchine post-Barringer. Che cosa vuol dire
filtrato, andato sopra con dei tubicini in superficie dove c'è un'imbarcazione che lo rifiltra, lo pulisce e lo fa riscendere per la ricopertura del tubo. Questo metodo permette di ridurre sensibilmente la larghezza dello scavo di molti metri, per cui resta una larghezza massima inferiore ai 18 metri di scavo. Il tubo viene interrato e poi appunto approda nello stabilimento della Tisale, attraversa le caselle salanti della Tisale. Abbiamo già incontrato il dirigente, insomma, delle saline, abbiamo già accordi per come realizzarlo, per cui isoleremo le caselle salanti, realizzeremo la trincea, ripristineremo tutto come era prima, quindi verranno ripristinate le caselle salanti. In accordo sempre questo con ovviamente gli operatori che lavorano all'interno delle saline per decidere il metodo e le modalità. In uscita dalle saline della Tisale il progetto prevedeva l'attraversamento della zona umida del Rio Sasso. Ora, qualche anno fa c'erano state delle preoccupazioni, delle perplessità relativamente all'attraversamento di questa coltura, che è una zona sensibile dal punto di vista ambientale, anche per la nidificazione di specie di altopiano protette, per cui in particolare era stato effettuato uno studio che poi è stato inviato al Ministero dell'Ambiente da parte del naturalista Giuseppe Floris, che ha lavorato in collaborazione con gruppi e associazioni ambientaliste locali, il gruppo di intervento giuridico, se non mi ricordo male, e abbiamo preso in esame quella documentazione inviata al Ministero dell'Ambiente, abbiamo inviato delle risposte, abbiamo rieffettuato degli studi ambientali integrativi su quell'area, abbiamo fatto un sopralluogo con i nostri tecnici, gli ingegneri che si sono occupati della scelta del tracciato, c'era l'ingegnere Camburiello, c'erano gli ingegneri di Sniper che hanno realizzato, che hanno fatto la scelta del tracciato, abbiamo fatto con il naturalista dei sopralluoghi nell'area individuata, e questo progetto attualmente ha previsto una variante per cui non c'è più l'attraversamento centrale di questa zona umida, ma la circoscriviamo con una variante di tracciato che si porta all'arco marginale per preservare quest'area. In quest'area poi le prescrizioni del Ministero dell'Ambiente, come per tutte le aree sensibili, prevedono un monitoraggio da parte di quelli che sono gli organi, gli enti competenti su questa materia, per cui l'ARPAS e tutti gli enti che dal punto di vista ambientale governano gli studi da un punto di vista proprio di agenzie o organismi all'interno della regione che sono preposti per questo, che ovviamente ci daranno delle prescrizioni relativamente ai periodi in cui effettuare questi lavori, all'utilizzare una pista di lavoro ristretta, normalmente di 30 metri di lavoro, quindi 30 metri l'area occupata come cantiere per la cosa della trincea. Per le aree più sensibili è prevista una riduzione di questa pista di lavoro a numeri minimi, semplicemente per proprio l'ingombro del mezzo che deve passare fino a 18 metri, e poi farli in periodi in cui non nidificano, comunque più consoni per arrecare il danno possibile, ridurre. Sono stati fatti studi sul rumore per ridurre il rumore dei mezzi impiegati, per cui è stata fatta tutta una serie di aggiunte di studi ambientali per cercare di impattare il meno possibile. In uscita da questa zona umida poi il tracciato prosegue in aree agricole. La percorrenza totale nel comune di San Giovanni Suerto credo sia di una decina di chilometri. All'interno del comune di San Giovanni Suerto c'è anche una stazione di misura e riduzione. Che cos'è? Vorrei tranquillizzare sul fatto che, come leggo più volte in siti dei comitati piuttosto che sulla stampa, le volte riportate erroneamente, che si tratta di una centrale di compressione. Non è una centrale di compressione, è semplicemente un'area dove sono presenti, utilizzata per la misura fiscale del gas e per la riduzione della pressione. La misura fiscale che cosa vuol dire? Che praticamente quando il tubo entra in territorio italiano, nel mercato internazionale, ci deve essere un meccanismo che misura fiscalmente quanta quantità di metri cubi di gas entrano e vengono immesse nella rete nazionale gasdotto, per cui ci saranno dei tubi e dei sistemi per misurare la portata del gas.
altre apparecchiature che servono a ridurre la pressione del gas, perché nei gasdotti terrestri il gas deve viaggiare a 75 bar di pressione, per cui la pressione sarà leggermente più elevata, perché provenendo dal mare ha una pressione più alta, cioè potrà avere la spinta per arrivare fino a Porto Palma. In questo impianto verrà ridotta la pressione per immetterla poi nel tratto. Cosa vuol dire? Che non è una centrale di compressione, non ci sarà nessuna macchina che emetterà fumi, non ci saranno emissioni, non ci saranno rumori, non ci sarà nessuna apparecchiatura in funzione per diciamo, comprimere il gas. La decompressione è una cosa che avviene senza emissione di qualsiasi tipo di sostanza in atmosfera. Per cui l'impatto ambientale sarà relativo semplicemente all'incontro di strutture fuori terra che diversamente dai punti che sono interrati, che non vedrete, in questo caso saranno presenti. Ci saranno due edifici da circa 200 metri quadri a un piano e poi una superficie di circa 6 ettari che verrà recintata, in questo caso protetta e diciamo mascherata con della vegetazione adatta a poter fare un mascheramento flessibile. Questi sono più o meno gli aspetti generali. Poi magari prima di passare a Totino Tamuriello vorrei aggiungere una piccola cosa rispetto al tratto mare. Ovviamente, lo nascondiamo, diciamo che in quel tratto mare ci sono le diffusioni. Noi eravamo interessati, diciamo marginalmente, però li interessiamo. In quei tratti la prescrizione del Ministero è che lo scavo, quindi quello che esegue questa macchina di post-vacuum, sia dell'ordine della larghezza alla pezzo superiore di 8-9 metri. Quindi diciamo che sono stati molto rischi, insomma, quindi si può usare per la macchina e solo la macchina. Quindi diciamo da meno 4, meno 5 quando di batteri, quando può lavorare questa macchina, fino a meno 15, meno 16, dove il tubo viene interrato, dopodiché facendo una nuova analisi di rischio il tubo verrà posato sul fondale marino con ovviamente dei cavallotti per sicurezza e poi viene lasciato. Diciamo che le valutazioni tanto per darvi un'idea in più insomma di quanta posidonia andremo a interessare, siamo sull'ordine dello 0,6% di posidonia di tornata. Di questo 0,6% una parte verrà piantumata e una parte e un'altra delle prescrizioni verranno create con un gruppo di studio, professore universitario, Ministero dell'Ambiente, eccetera, eccetera, le condizioni perché possa nell'arco di 6, 7, 8 anni, 10 anni ricrescere, ricolonizzarsi, perché si è visto in per altre strutture analoghe tipo l'approdo del metanodotto in Sicilia che ci possa essere una ricrescita. Va bene, grazie. Io faccio molto. Sì, prego. Io sarò molto breve perché già la mia collega ha esplicitato tutto quanto relativo alla parte delle vasche salanti e la parte del Rio Sasso. Soltanto volevo precisare questo, che noi abbiamo già avuto un accordo con la Tissale per quanto riguarda la metodica di lavoro per attraversare le vasche salanti. Quindi ci siamo incontrati più volte, abbiamo concluso già la metodica da usare, per cui lui va a recepire la preoccupazione che aveva il signore e la preoccupazione giusta, ma che noi abbiamo già anticipato questo discorso con la Tissale per evitare dei impatti negativi. Per cui soltanto avremo per un periodo di 6 mesi la mancanza di produttività di queste 6 vasche che attraversiamo. Va bene, grazie. Bene, adesso passiamo la parola al consigliere regionale Pietro Cocco e anche sindaco di Gonnesa, che vediamo insomma, per quanto riguarda la regione, se, visto che oggi non è presente nessuno, Va bene, grazie, io ringrazio l'amministrazione comunale di Romano, il sindaco per avermi invitato questa sera.
inquadrare, dire quello che penso e fare anche qualche riflessione rispetto al progetto. E anche le cose che la dottoressa Milanesi e i suoi colleghi, i ragazzi, hanno detto in maniera molto chiara, sia dal punto di vista generale sia dal punto di vista specifico, per quanto riguarda l'accordo che è a San Giovanni Sudicio. Io dico questo, io credo che insomma, prima di dire che cosa si pensa e fare le valutazioni, occorre sempre fare diciamo così, chiarezza sulle cose che devono essere realizzate e fare un po' di pro e contro, fare delle valutazioni sullo stato in cui ci troviamo nella nostra isola e nel nostro territorio e da questo partire per fare anche considerazioni e naturalmente poi fare delle riflessioni sulle ricadute anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, naturalistico, paesaggistico, eccetera, eccetera, eccetera. Io credo questo. La prima considerazione è che la regione Sardegna è l'unica regione in Italia che non ha il gas metano, l'unica regione in Italia. Questo qualcosa significherà? Significa che noi siamo indietro rispetto alle altre regioni dell'Italia, indietro in una condizione nella quale paghiamo l'energia a prezzi più cari rispetto a tutti gli altri, sia per quanto riguarda le utenze private, sia per quanto riguarda le utenze industriali. Tant'è vero che questo deficit strutturale, del quale noi discutiamo perennemente, ormai da decenni, perché il deficit strutturale della Sardegna ovviamente radici molto lontane viene da oggi, ma una delle responsabilità maggiori è proprio l'alto costo dell'energia, no? Che discutiamo per quanto riguarda le fabbriche alle vicine del Comune e non solo quello. Per cui il gas metano già da questo punto di vista può rappresentare un'occasione che io credo non deve essere assolutamente sottovalutata, prima ancora di riflettere sulle eventuali conseguenze che questo potrà avere nell'impatto che certamente avrà, no? Quindi con la sua realizzazione sia nel fondamento sia nella disposizione a terra dei capi della condotta. Dicevo, la Sardegna ha un deficit strutturale notevole che viene da molto tempo, al quale noi dobbiamo mettere in mano. Oltretutto questo deficit strutturale, questa crisi economica che noi stiamo attraversando in questo periodo è anche accelerata, è anche enfatizzata, è ancora più accanita rispetto ad altri periodi attraverso una congiuntura internazionale che ha crisi da un lato e dall'altro noi siamo molto deboli di dover affrontare. Poi la giornalista, la signora Iras ha fatto la domanda che cosa pensa la regione, io posso dire che cosa penso io, che cosa penso. Scusa, non ho detto cosa ne pensa la regione, in quanto consigliere regionale immagino che insomma sia corretti di quello che accade in consiglio regionale, ricordo questa era la mia domanda. Posso dire questo, che per quanto mi riguarda, qua bisogna leggere i fatti, quello che sta accadendo. Posso dire che secondo me questa giunta regionale non si è occupata per nulla del problema. È da 2 anni e mezzo, da 3 anni che non si discute più di che cosa fare, perché quei problemi devono essere quelli concreti. Sapere se nei comuni arriverà ad avere il gas o se noi siamo soltanto una dorsale, sono soltanto un luogo che presta il suo territorio perché la dorsale che attraversa per 282 km la Sardegna arriva in continente, oppure no. Io penso che non sia così, anche perché sono stati costituiti bacini, 38, la Sardegna per questo progetto è stata suddivisa in 38 bacini, no? Ognuno dei quali è stato, come dire, finanziato, ovvero è stato previsto un finanziamento perché possono essere adottati i lavori per la realizzazione delle condotte all'interno dei vari paesi. Perché noi avremo dei benefici per quanto riguarda le utenze private, si tratta di benefici concreti, perché tra quello che emerge dai dati sulla diciamo così, l'utilizzo del gas metano ci sarà un risparmio di 250 euro per utente, cioè ogni famiglia in Sardegna potrà risparmiare 250 euro, è una cosa importante, ovvero 140 milioni di euro in Sardegna in un anno di risparmio per quanto riguarda le bollette private. Ci saranno 200 milioni di euro di risparmio per quanto riguarda le utenze industriali, ci saranno 150 milioni di euro di risparmio dal punto di vista del conto di energia complessivo di quello che si consuma. Pertanto sono cifre esorbitanti delle quali non possiamo considerare l'effetto benefico che potrà avere sull'economia isolata. Noi tutti dovremo fare riflessioni di questo tipo. È chiaro che quello che si pagherà sarà uno sconto, loro sono stati molto, diciamo così, chiari nell'esporre quelle che saranno le conseguenze, no? E anche qua noi dovremo prevedere però delle forme di compensazione che possano mitigare l'effetto, diciamo così, della presenza delle cose. Il dottor Tiana, che è qua presente, le Gambiente, hanno fatto delle proposte abbastanza concrete. Una di queste mi pare di ricordare che possa essere quella che per quanto si consuma di ambiente durante la fase della sua installazione possa
possa essere una contropartita di forestazione. No? Questa è una proposta molto banale ma assolutamente concreta, ma se ne possono fare 100.000, perché io credo che noi abbiamo il dovere di fare questo. Noi stiamo parlando, guardate, perché poi loro hanno detto, stiamo parlando di una rete che parte dall'Algeria e arriva fino a Piombino in Toscana di circa 850 km, giusto? Dei quali tutti divisi per un terzo più o meno uguale, 282, 276, 280 km tra quelli a mare da una parte e dall'altra, nel Mediterraneo del terreno e sulla costa della Sardegna. In questi cambia la dimensione del tubo, parte con 66 cm, 120 in Sardegna, 80 mi fa il tubo di terreno di dimensione di diametro, no? E poi cambia ovviamente la pressione in parte, 75 bar uguali sulla terraferma, eccetera, eccetera. Sono tutti dati tecnici che a noi interessano per quello che possono interessare. E quello che conta è capire i benefici che ci saranno, le contropartite. Io credo, per esempio, che San Giovanni su Ergio possa svolgere un ruolo importante, e qua siccome ci sono rappresentanti di gas, San Giovanni su Ergio con Sant'Antioco, che sono i comuni che dal punto di vista dell'approdo, dell'arrivo del gas, ovviamente subiscono, diciamo così, l'impatto maggiore rispetto agli altri comuni. Può dire un'altra questione, che chiudo per dare la parola. Io credo che San Giovanni su Ergio, come tutti i comuni che saranno attraversati, devono chiedere delle contropartite anche dal punto di vista economico, dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista dei benefici che ne possono trarre. Ovviamente questo non deve essere una cosa che tratta la singola amministrazione. Credo che l'amministrazione regionale in questo senso debba essere l'unico referente di gas per trattare le cose, anche in virtù del fatto che è una quota percentuale di partecipazione nella società dell'11,7%, che gli dà diritti ma gli dà anche doveri in questo senso per chiedere delle cose. I comuni devono chiedere alla regione di farsi carico di rappresentare gli interessi delle comunità e San Giovanni su Ergio ha più diritti di altri, come ce li ha oggi ovviamente nel momento nel quale si devono fare queste azioni di compressione per mandare in continente i tubi, no? Queste cose vanno fatte, però per fare questo bisogna che ci sia un fronte non dico unico, perché ognuno ha le sue idee, le sue opinioni, però guardate bene, ci sono opinioni che hanno un peso e opinioni che hanno un altro, io credo, perché tutte devono essere messe nella stessa, tutte naturalmente con pari dignità, sia chiaro, perché ognuno sono tutte assolutamente rispettabili, però poi noi dobbiamo decidere. Noi stiamo facendo scappare un sacco di occasioni e la Sardegna continua a essere una delle regioni l'ultima in Italia per quanto riguarda queste cose del gas. Ma dal punto di vista delle occasioni che ci sono capitate, mi riferisco a carbone verde, la possibilità di stoccare il sottosuolo, di trasformarlo in un'occasione anche questo di fonte di sviluppo, nonostante il carbone non sia quella che guardiamo come sviluppo delle fonti energetiche. Delle fonti energetiche, però certamente bisogna capiare che ci sono delle ragioni. Io credo che sul gas bisogna chiudere questo sicuramente con un progetto che va visto, vanno viste gli impatti che questa cosa potrà creare, però è un'occasione perché la Sardegna ha bisogno di infrastrutture concrete, non ci possiamo assolutamente permettere. Quindi a lei, consigliere regionale, non risulta che ci sia un finanziamento o comunque un progetto riguardo al collegamento del metanodotto con le reti di distribuzione di centro urbano, cioè c'è un progetto di finanziamento? Ci sono anche soldi già stanziati. Faccio l'esempio di un bacino che riguarda Cornese e Sporto Scuso, no? Per capirci, un bacino del quale che conosco meglio degli altri perché l'ho seguito anche direttamente. È stato finanziato 14 milioni di euro per predisporre la rete di collegamento tra la diramazione della Bossara per fare la rete di distribuzione delle Iglesias, a Cornese e a Porto Scuso, che è in appalto. È stato appaltato, ci sono state delle questioni tecniche, anche perché siamo entrati in merito al progetto una volta che era stato definito, per vedere se con le risorse a disposizione eravamo in grado non di garantire soltanto a Cornese, Iglesias, Scuso centri la possibilità di ricevere il gas, ma la possibilità di dare un'autorizzazione in Nevia, in Uragifiu e di Parigiano, che non sono cittadini di serie B, non sono cittadini di gas no. Non venite. Non sono problemi. Quindi al momento che ci sarà, diciamo, quindi praticamente a lei non risulta che ci sono. Però andiamo al momento in cui sono state erogate le risorse, 2 anni e mezzo fa, le cose si sono fermate. Questa amministrazione regionale, perché poi ci sono una cosa di colori di partito eccetera, non ci sono, non ha fatto accordo, non ci sia Va bene, grazie. Passiamo alla parola a Ivan Garau del movimento Artigiani. Volevo dire questo, quindi al momento che ci sarà, diciamo, la cosa del tubo, automaticamente ci sarà anche l'allaccio ai vari prezzi.
saranno le sale di commissione che poi diciamo che sfrutteranno. Allora dicevo, dal momento che viene effettuata la posa del tubo, poi di conseguenza allora ci sarà la distribuzione, diciamo, delle varie derivazioni per i paesi e fazioni, quindi noi sardi usufruiremo di questo gasdotto, da come ho capito. E se no non ha senso. Se no non ha senso. Questo difatti volevo chiedere ai signori del Garzini, giusto? Quindi noi sardi possiamo stare tranquilli che noi usufruiamo di questo gas. E quando? Allora, cerco di sintetizzare una cosa molto complicata, chiedo solo un attimo di attenzione. Non ci sono più cappelli. Allora, il mercato dell'energia in Italia, quello elettrico, quello del gas è un mercato libero, però fortunatamente abbiamo una severa regolamentazione che è garantita dall'autority. Allora, come avviene tutto il meccanismo per quanto riguarda il metano? Allora, dividiamo in 5 tronconi per capirsi. C'è la parte internazionale, quindi chi importa il metano fino al confine del nostro Stato. Okay? Gassi, per esempio, prenderà il pezzo dall'Algeria fino a Portogallo. 1. 2. Il tracciato principale che eseguirà Snarete Gas, il famoso 48 pollici, si chiama rete di trasporto nazionale. Questa rete ha 38 stacchi già progettati, già passati in autorizzazione ambientale, passeranno in autorizzazione poi definitiva al Ministero dell'Economia. Quindi 1, 2, nazionale. 3, bretelle, si chiamano trasporto regionale, bretelle che vanno da questi 38 stacchi alla stazione di decompressione, che ovviamente cercherà di essere baricentrica rispetto alle utenze di questi 38 bacini di cui parlava il consigliere regionale. Ok? Questa di chi sarà competenza? Può essere competenza di Snarete Gas, che se non la realizza nessun altro a cui voi vi rivolgerete con un bando, deve farla Snarete Gas. Ok? Quindi Snarete Gas ha comunque l'obbligo di eseguirla qualora il vostro bando non chiuda questa parte. Questo è un obbligo istituzionale. Quarta parte. La rete di distribuzione che comprende la stazione di compressione e tutta la rete fino all'utenza. Questo è competenza del distributore a cui ognuno di questi 38 avrà affidato la concessione. Questi signori vengono ripagati in parte con diciamo, i soldi che la Regione ha messo a disposizione diciamo, con il finanziamento, e in parte ricevono ognuno di questi per utenze domestiche un quid all'anno, adesso non so esattamente, ma 2 anni fa vedevano 60 euro per ogni utenza all'anno per il servizio di distribuzione. Chi vi manderà la bolletta però è un altro ancora, che è quello da cui comprerete fisicamente le molecole di gas metano, il quale utilizzerà tutta questa struttura per portare le molecole di gas metano da dove vengono prodotte fino a casa vostra. Tutto questo in bolletta viene omogeneizzato perché l'autority garantisce un livello massimo di spesa equalizzato sul territorio nazionale con delle piccole oscillazioni che sono gli sconti che riuscirete a ottenere da chi vi vende il riciclamento metano. Chiuso. Grazie. Quindi insomma, farmi capire con la rete di distribuzione dei centri urbani ci potrà essere uno sconto nella... Rispetto a quello che vedete voi, sì. 25 dunque, io darei la parola all'assessore provinciale al lavoro Alberto Pini per capire insomma la posizione della provincia riguardo a questo progetto. Prego. Ci siamo incontrati diverse volte con rappresentanti del gas, le cose che oggi hanno detto di massima le conoscevamo già. La posizione è analoga a quella che ha espresso poc'anzi il consigliere regionale Pietro Cocco, che si tratta della conclusione, insomma, che mi sembra abbastanza unanime, che l'arrivo del gas in Sardegna con questa infrastruttura sia senza dubbio un vantaggio. La preoccupazione che abbiamo
anche del settore industriale, dei settori produttivi, sicuramente i benefici non li potremo avere nel brevissimo periodo. No? Quello che non hanno detto i rappresentanti del gas è che, conclusa la procedura autorizzativa, auspichiamo nel miglior modo possibile, con esito favorevole, c'è un ulteriore passaggio che gli investitori devono decidere se fare o meno questo investimento, dipenderà non soltanto dal fatto che ci saranno le condizioni per realizzarlo con tutte le autorizzazioni, ma da fattori che riguardano anche l'organizzazione del mercato a livello internazionale e nazionale. Per questo non so, forse chiederei anche su questo di capire se c'è qualche novità rispetto al momento in cui è stato deciso di fare lo studio di fattibilità dal punto di vista del mercato, perché diciamo noi abbiamo avuto in passato altre opportunità, ce le siamo lasciate sfuggire proprio perché i processi autorizzativi e decisionali erano troppo complessi, c'erano parti di popolazione, associazioni che si opponevano al territorio, non hanno frapposto gli stessi ostacoli. Oggi hanno dei benefici che noi non abbiamo in questo territorio, che voglio ricordarlo è il territorio in questo momento la provincia con il reddito pro capite più basso in tutta Italia, con uno degli indici di disoccupazione più alti in assoluto. Per cui sicuramente noi sposiamo la richiesta che da più parti viene, ma ci è stato detto che dovremo discutere di questo con Snam Progetti, che si farà carico della costruzione della rete da Portobotte sino a Olbia. Quello che abbiamo chiesto agli amministratori di gas in tutte le occasioni è che ci risulta anche il comune di San Giovanni Superiore, San Francisco, poi un po' tutti stanno chiedendo, ma sono d'accordo che l'interlocutore deve essere innanzitutto la regione, che ci siano ricadute per il sistema imprenditoriale locale da parte che questo investimento abbia delle ricadute sul sistema delle piccole imprese, possibilmente che ci sia la possibilità di creare qualche posto di lavoro anche attraverso questo. Grazie. Adesso, non so, qualche rappresentante del movimento artigiani e commercianti liberi, prego, chi parla? Molte cose le ho condivise in via di principio, nel senso che il gas serve e io sono per il gas, però nel momento in cui si passa alla dorsale bisogna averlo chiaro questo, il gasdotto del Calsi fa soltanto 38 diramazioni e vi faccio succedere che noi gas non ne avremo, chiaro che questo concetto deve essere molto chiaro per tutti, e io devo riprendere un concetto forte e dico questo: è possibile che si faccia un progetto, l'Unione Europea, noi diamo il gas a tutta l'Italia, perché poi si mette nella rete italiana a Piombino e lo distribuiamo in tutta Italia, quello che abbiamo anche in Austria, in Germania, però a noi fanno soltanto le valvole di fermentazione, tanto per essere chiari per la gente. Voi conoscete il territorio, voi vedete che il rapporto scuso parte dall'alta tensione a 220.000 volt, con i tralicci che hanno gli isolatori. Però chiedo a qualcuno dei tecnici presenti in aula, chi di voi si può prendere i 220 per farsi la barba? Diranno, non è possibile, è possibile andare a per gas. Se noi non facciamo le stazioni di decompressione dai 75 bar con cui passa il gasdotto e non facciamo le stazioni e non facciamo quello di avvicinamento, fatemi finire perché poi giusto il concetto è questo, se non facciamo poi le stazioni con le linee P10.000 e il trasformatore, il 220, non lo abbiamo nessuno, è il primo concetto. Io sono d'accordo con poco, però non bisogna confondere, la gente confonde i bacini, i 38 bacini con il gasdotto. Qua si sta facendo 38 bacini, è come se io avessi un paese, San Giovanni Superiore, io vi ho tolto tutte le bombole e faccio il bombolone all'ingresso del paese. Ma quello è il GPL,
ce la determina, te la leggo. Tu mi devi far vedere sul progetto dove sono le diramazioni. Non ci sono, bisogna dirlo questo, perché altrimenti non ci mettiamo la colpa. Esprimiamo concetti. No, il concetto è questo, per caso noi vogliamo, ma se non ce lo fanno, è inutile che qui si dica faremo il progetto. Io ho visto soltanto pubblicato l'avviso sul giornale la Repubblica, dove sono i mappani per gli esplodi, non sono serviti, sono esplodi. Chiaro? Perché nel momento in cui viene comunicato l'avvio del procedimento di procedere alla 6 al 341, poi si va avanti, perché nel momento in cui sono gli esplodi, per esempio una domanda di livello spontanea, esattamente come verranno fatti questi esplodi? Cioè concretamente una persona ha un terreno, verrà espropriato in cambio di una cosa, come verranno fatti? l'informazione della gente, no, aspetta, signora, la dirigente della divisione del Ministero usa i termini di esproprio, l'avvio del procedimento di esproprio. Chiediamo. Non bisogna cambiare cazzo, è l'avvio del procedimento. Io sono prestato, però dateci il gas. Ok, abbiamo capito. Questo argomento l'abbiamo un po' chiarito, ma cerco di sintetizzare per di nuovo termini legali, burocratici, delle normative, su queste cose utilizzano il termine, la parola esproprio, che nel nostro immaginario collettivo vuol dire proprio letteralmente togliere la terra a un proprietario e espropriarla. Anche questo termine legale ingloba anche il concetto di servitù. La servitù non è la stessa cosa di esproprio. Il vincolo di servitù con vincolo di edificabilità vuol dire questa cosa, che un signore che possiede il suo terreno dove gli passa il tubo per 20 metri da una parte e per 20 metri dall'altra non potrà semplicemente costruire. Dopodiché il terreno non viene né recintato, né impedito l'accesso, né viene impedito qualsiasi altro tipo di attività che non sia la costruzione. Quindi per essere chiaro, se c'erano degli alberi si piantano degli alberi, se c'erano delle sementi si ripresentano delle sementi, se c'era pasto, qualsiasi tipo di attività. Questa attività nella fase di cantiere, cosa succede? Prima che comincia il cantiere, ogni singolo proprietario, infatti è stata data informativa sulla pubblicazione sull'altro territorio per tutti noi dei proprietari interessati. Questo per ora potevamo fare, perché sono 13.000 proprietari, quindi non potevamo già, ancora prima di avere un'autorizzazione, incontrarli preventivamente, perché è un lavoro che richiederà un anno di tempo. Una volta che GAS avrà ottenuto l'autorizzazione unica, cosa succederà? Che il lavoro, e questo richiederà probabilmente un anno, verranno dati degli studi specifici, degli studi tecnici che fanno questo lavoro, quindi vanno a parlare con i proprietari delle servitù, verranno incontrati uno per uno, verrà concordata la servitù, quindi non l'esproprio di quel tratto di terreno, e verranno concordati tutti normalmente in diagonale gli indennizzi. Gli indennizzi cosa comprendono? L'indennizzo per la servitù, eventuali danni dove ci sono delle attività agricole, che vuol dire danni di quello che viene, diciamo, estirpato, e la mancata produttività, per cui se ci vogliono 5 anni per ritornare in produttività, verranno liquidate anche queste parti con un semplice contratto e verranno bonificati direttamente al proprietario con i tempi stabiliti a seconda di quello che viene definito in questo accordo dal notaio. Quindi verranno tutti incontrati uno per uno, ma non ora, non sarebbe logico, perché neanche abbiamo ancora un'autorizzazione, non possiamo andare a parlare con 13.000 proprietari uno per uno, chiederebbe troppo tempo. Però non è un esproprio, è una servitù. Va bene, grazie. C'è un'altra domanda. No, se il gas lo avremo, è la cosa più importante. Finito, una posizione da parte della regione, ma lo vogliamo sentire. Facciamo l'intervento. Dottoressa Minalisi, senza cosa. Quando c'è una comunicazione, vengo qua e parlo da qua. Allora io faccio scritto che vengo delle cose comunicato che pubblica sul sito dei c'è scritto elenco c'è il microfono non si sente. Io leggo quello che avete messo in pubblicazione che ho fatto un sito, non so come si fanno gli espropri, non è che sto dicendo che sai anche tante robe lo lega conosce anche tante altre cose c'è scritto nell'avviso pubblicato online sugli autori. L'elenco delle partite
che il soggetto a vincolo preordinato all'esproprio coincidente con la parte del servizio. Me lo vuoi spiegare? Niente, la sesta volta. Sempre deve fare il preordinato. Lo so, ma è preordinata l'esproprio. Perché se un proprietario non mi può passare, come si tratta? Domanda. Io acquisterò un pezzo di terreno sul vostro ragazzo. Voi entrerete in una bella proprietà. Io non sono d'accordo. Supponiamo che non sono d'accordo. No, io non sono d'accordo. Io non sono d'accordo con questo. Io non sono d'accordo. Ma io voglio anche. Allora, prego, dunque diamo la parola a un rappresentante sindacale. No, vorrei soltanto dire che voglio dare il merito. Sì, però sto leggendo la relazione che ha fatto Lega Unione Sapete, che l'ha fatta a dicembre del 2009, dove si dice i potenziali benefici indotti dalla presente potranno effettivamente esplicarsi solo se gli utenti saranno davvero posti in condizioni di poter usufruire di questa risorsa. Allo stato attuale, tuttavia il progetto gas prevede la sola realizzazione della dorsale principale. Non comprende, nella risposta che l'ingegnere non comprende le diramazioni secondarie, ma soltanto la predisposizione di punti di possibile, vero? Chiedo scusa, un attimo soltanto, ho capito su che cosa, ho capito su che cosa lei vuole fare il punto, però vorrei sottolineare una cosa, che a questo riguardo, quelle che sono le sue ragioni, che non è espresso soltanto lei, ma tante altre persone, qua quindi c'è praticamente una posizione locale, adesso per quanto riguarda questa posizione locale per le ragioni che appunto dite, il metanodotto è necessario che sia collegato alle reti di distribuzione del gas. Questa è una cosa importantissima e questo deve essere fatto a livello locale mettendovi d'accordo tutti voi. È importante quindi una posizione, ci vuole l'unità del territorio, l'unità del territorio tutti insieme. Questo sono relatrici in casa. Gli allacci, il gas, tubo qui, non ne passa, capito? Tubo, e allora? Allora, adesso facciamo un giro e poi loro risponderanno. Prego quindi i rappresentanti sindacali se vogliono intervenire, vogliono dire qualcosa. Roberto Punto. Se il clima continua a essere questo, non spiace la cosa. Adesso posso passare, perché casa mia non lo si passa. Se il clima
continua a essere questo, è la stessa storia che si ripete nella nostra cultura del no, che no, perdonatemi, ma se io ho accettato mia multronaccia, che voglio sapere? Io magari se cultura di sì. Mi avete chiesto di intervenire? Sì. Allora il signore l'ho già sentito, perché io per la sesta volta oggi, così come il sindaco Cocco, così come il signore Del Gassi, così come Mario Colongio che vedo qui, così come l'ex sindaco Versano, no? Ho partecipato alla presentazione di questo progetto. Ho sentito ancora una volta qui, per me, come dire, 6 volte la stessa cosa, no? Anche se da 2 anni e mezzo, come diceva Pietro Cocco, di questo progetto chi dovrebbe impegnarsi, lavorare, progettare, lavorare per il lavoro in questa regione non fa assolutamente niente, perché se non c'è un tubo nel quale attaccarsi, cioè non c'è un tubo con 38 valvole o con 50 o con 5 nel quale attaccarsi, me lo spiegate quale altre possibilità abbiamo di attaccarci e smettere di vivere con le bombole? Perché le bombole le comprate voi come la compro io e 15 litri di gas costano 42 euro. Se prendiamo 40 brava, esattamente quello. Però siccome io rappresento so di, come dire, di buttare qualche cosa sulle chiccarne altre. Qui c'è un progetto, così come altri, anzi veramente non così come altri, perché è un progetto così importante per questa regione che stiamo combattendo per averlo da 50 anni e per il quale il sottoscritto, come molte persone che sono qui, e vedo anche alcuni colleghi che con me hanno fermato la centrale Enel dove lavoro, in sciopero, perché per averlo questo progetto, per poterne parlare, per poterlo realizzare, questo territorio, insieme agli altri, ha manifestato e lottato. E allora quando si lotta e si riesce ad arrivare a una possibilità, perché l'ha detto bene Alberto Pini, quando anche tutto quel progetto viene autorizzato, poi ci sono modifiche geopolitiche e economiche nel mondo, in Europa e nel Nord Africa, che potrebbero anche portare alla decisione di chi poi i soldi li deve mettere per fare questa cosa, di non farla. Io vorrei esprimere questo dubbio e vorrei, come dire, che questo dubbio fosse un po' comune, perché io non sono sicuro che questo progetto fra 1 anno e mezzo possiamo mettere in picco per metterci la prima pietra, ma neanche fra 2 anni, fra neanche 3, perché quando sarò sicuro di quello, così come probabilmente è sicuro qualcun altro qui e da altre parti, allora probabilmente anche io mi metterò a fare il +1 per chiedere qualcosa in più, ma per adesso noi questo non ce l'abbiamo come opportunità. È un'opportunità sulla quale io mi schiero perché ho lottato per averlo, non perché mi schiero che mi piace il progetto che porta il gas. Il gas sta lavorando per un progetto per il quale noi abbiamo lavorato da tantissimi anni e che probabilmente, guarda, ho sentito un'intervista del Presidente della Regione che non sapeva che c'erano 38 allacci possibili, quando queste cose ci sono nel sito della Presidenza della Regione. Nel sito internet della regione ci sono tutti i documenti di questo progetto, tutti, e l'ho sentito io alla radio, così come l'hanno sentito altri. Non sapevi che cosa stava parlando, anzi dicendo cose diverse da quelle che sono nella realtà. E allora la responsabilità non è solo del gas che lo deve realizzare. No, non finisce lì, la responsabilità è anche nostra.
e di tutti quelli che devono mettere in condizione, devono ottenere quello per cui abbiamo combattuto, alle migliori condizioni. Su quello sono in linea con altre persone, con altri interventi che ci sono stati oggi, a partire da quello dei legamenti. Noi abbiamo necessità che quell'opportunità che può dare lavoro, quel lavoro che questa terra manca, abbiamo 40.000 disoccupati, che può darlo, non che lo darà, ma senza quell'opportunità, perché si tratta di opportunità, non si tratta di certezze. Senza ce l'abbiamo quell'opportunità, ce l'abbiamo la condizione non per far marciare le fabbriche a Portovesme, perché è un'idiozia questa qui. Mi scuseranno i componenti dei gas, gliel'ho detto anche l'altra volta nella presentazione a Portoscuso. Per far marciare le nostre fabbriche energivore serve energia termica ed elettrica a basso costo. E il gas in quella condizione non produce l'energia a prezzi che possono far competere quel tipo di produzione, ma possono dare opportunità di far lavorare le nostre terre, quelle che lavorano da altre parti, qui in Sardegna, perché il gas da altre parti ce l'ha. E quello è un fattore economico fondamentale, così come tutte le altre infrastrutture che ci mancano. Chiudendo, la competitività del territorio con i trasporti per il turismo, perché se non ci saranno i trasporti, se non ci sarà la stazione all'aeroporto di Cagliari, qui il turismo non cresce. E allora pensiamo anche di fare alberghi, non 5 stelle perché non ne abbiamo neanche uno, e non ci andrà nessuno. Così come non potrà rinascere l'industria che è energivola, così come quell'industria energivola non si potrà accompagnare con un'altra possibilità di lavoro, perché noi stiamo combattendo per il lavoro, e siccome io rappresento lavoratori e quelli che vorrebbero essere lavoratori, perché questo territorio, lo ripeto, forse non entra questa cosa, 40.000 iscritti ufficiali ai centri di servizi per il lavoro non sono un pensiero, sono lì e sono reali, e i nostri ragazzi, la nostra gente ha smesso anche di portare via la residenza quando va a lavorare fuori, cioè non emigra più, si è fermata da un anno e mezzo anche l'immigrazione, perché la crisi che c'è qui comincia a esserci anche fuori, e fuori si fa per mandare un tozzo di pane alla famiglia, e di questo stiamo parlando. Non per questo dobbiamo vendere il nostro territorio, ma qui si tratta di un'infrastruttura che è funzionale al resto del mondo, al resto d'Europa, non è funzionale alla Sardegna. Se era funzionale per noi, tutti quei soldi che servono per fare quella, non ci pensava neanche nessuno di metterli in cantiere. E forse questa è l'ultima cosa che mi serve ripetere oggi. Ripetere, non lo dico per la sesta volta. Il tubo passa è un'opportunità, deve passare nel migliore dei modi, deve passare avendo il rispetto dei proprietari delle terre, avendo la possibilità di essere collegati, ma per collegare i territori, quei 38 bacini, non è, lo dico chiaro, non è compito dei Gassi, è compito della regione, così come è stato fatto per tutte le reti collegate ai tubi che ci sono in Italia. Grazie, diamo la parola al consigliere provinciale qui Sorvanta. Chiedo scusa, l'assessore provinciale qui Buonasera a tutti. Ringrazio anch'io gli organizzatori perché ogni volta che si parla di un problema sentito dalle popolazioni è giusto creare le opportunità per portare a conoscenza della gente quali sono i problemi, i lati negativi e i lati positivi. Come provincia abbiamo approvato neanche un mese fa il piano strategico. Abbiamo inserito il gas all'interno del piano strategico e l'abbiamo definita un'opportunità per i territori. Quindi significa che la provincia crede nella risorsa gas per i motivi anche che sono stati detti un po' da tutti, risparmio delle famiglie,
possiede l'11,6% del gas. Se non avesse ritenuto il gas strategico non sarebbe entrato. Però la strategia si può giocare su due livelli. Il gas con il business. Allora, chi realizza e gestisce tutti i soggetti che entrano nel discorso del gas fanno business, fanno soldi. Il ruolo della regione mi pare che non debba essere quello di fare soldi. Ecco perché noi rimarchiamo il fatto che la regione c'è e secondo noi deve starci, però non per fare bis economico, ci deve essere per creare servizi ai cittadini. Impostata in questo modo, allora mi sembra che perde un po' di significato dire il tubo è solo un passaggio oppure il gas deve rimanere qua, oppure deve essere distribuito anche qua. Abbiamo fatto tanti favori nella storia noi sardi alle popolazioni estranee alle nostre. Se pensiamo alle miniere, chi ha sfruttato le miniere? I sardi? Forse nessuno, sono venuti tutti da fuori. Se pensiamo alle industrie, chi ha fatto le industrie? I sardi? Ma forse neanche uno.